Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. È il giorno dell'ultimo saluto a Carol Maltesi nell'abbazia di San Donato a Sesto Calende. Una folla numerosa e commossa si è radunata per i funerali della 26enne uccisa dal vicino di casa a Rescaldina. Vediamo il servizio della redazione con le immagini di agenzia Blitz. A Sesto Calende è stato il giorno dell'addio a Carol Maltesi. Per i funerali della 26enne, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana a Rescaldina, è stata scelta l'abbazia di San Donato, nella cittadina in riva al Ticino dove Carol è cresciuta e dove ancora vive sua madre. Alla cerimonia erano presenti anche il padre della giovane, che vive in Olanda, e il bimbo di Carol, che abita con suo papà a Verona. Abbiamo perso il nostro angelo. Questo è il messaggio prima dell'inizio del funerale dei genitori della ragazza, che hanno affidato il loro dolore e le loro parole all'avvocato Manuela Scalia. Spero che quella di oggi possa essere una giornata di riconciliazione, ha aggiunto la mamma tramite il legale, ma soprattutto spero che la mia Carol possa trovare pace. Al termine della funzione religiosa, celebrata in una chiesa gremita da almeno 200 persone, il triste corteo fino al cimitero con la bara bianca ricoperta di rose, disegni e lettere, dopo che erano stati liberati in cielo dei palloncini bianchi. L'ultimo saluto, una volta conclusi gli accertamenti della procura che ha rilasciato l'ok alla sepoltura, è arrivato a 5 mesi dalla morte e a quasi 3 dal ritrovamento dei resti della giovane in alcuni sacchi neri abbandonati sulle montagne della Val Camonica dal 43enne bancario ora in carcere con l'accusa di omicidio. È ancora gravissimo all'ospedale di Legnano il ventenne rimasto vittima di un malore ieri pomeriggio dalla piscina comunale di Via Gorizia. Il giovane, di origini indiane, stava nuotando nella vasca olimpionica con un gruppo di amici quando improvvisamente si è sentito male finendo sott'acqua. Subito è stato ripescato e portato a riva dagli addetti che hanno tentato di rianimarlo mentre veniva allertato il 118, utilizzando anche il defibrillatore in dotazione all'impianto. All'arrivo di un'ambulanza con automedica, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale legnanese, dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni. Ancora un infortunio sul lavoro dopo la giornata nera di sabato scorso, durante la quale si era registrata anche una vittima alla fiera di Ropero. L'ultimo incidente si è verificato questa mattina in un'azienda di Ravello a Parabiago. Erano da poco passate le 8:30 quando un lavoratore di 36 anni è rimasto ustionato da un ritorno di fiamma. L'uomo è stato portato, fortunatamente non in gravi condizioni, all'ospedale di Legnano. Sul posto, per gli accertamenti sulla dinamica, anche carabinieri e ATS Città Metropolitana. Andiamo ora a Busto Arsizio, dove la piscina Manara è stata teatro di un furto dai contorni inquietanti. Un nuotatore disabile che si stava allenando ha subito il furto del tutore, un danno per lui di circa 2.000 euro. E soprattutto, come scrive la presidente della Water Polo Ability ASD Simona Pantaleone nel denunciare l'accaduto, episodi sgradevoli che non dovrebbero mai verificarsi, soprattutto a danno di persone con disabilità. Il fatto è accaduto sabato scorso. Mi domando che senso abbia sottrarre un tutore ad una persona con disabilità. Chi lo ha preso cosa pensa di farci, conclude amaramente la presidente. E per finire il maltempo, dopo i temporali e i danni causati ieri da piogge grandine su Varese e la zona settentrionale della provincia, le previsioni meteo non ci lasciano tranquilli, previsti infatti nuovi rovesci in serata e nella notte. Vediamo il servizio di Luca Spriano. La frustata del maltempo che ha sferzato ieri la provincia di Varese ha creato problemi notevoli e mobilitato diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Alberi caduti, allagamenti, persone bloccate. Il sole di questa mattina permette di tirare il fiato, ma la tregua sarà solo momentanea, almeno a giudicare dalle previsioni meteo. Il centro geofisico di Varese preannuncia nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme che porterà temporali in serate nella notte sia sulle prealpi che in pianura, possibili grandinate e colpi di vento. Rovesci previsti anche per la giornata di domani. Ieri i vigili del fuoco con gli uomini della protezione civile hanno raggiunto la frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio, dove erano rimaste bloccate un centinaio di persone a causa di alberi caduti sulla strada provinciale. Il problema è stato risolto in serata. Sempre ieri a Casalzuigno un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.